un percorso che è nato con un'esigenza e abbiamo coinvolto tutti, proprio come si fa nelle filiere, in modo tale che i protagonisti del comparto olivicolo veneto potessero scrivere insieme a me questa legge, dare quindi uno strumento concreto e pratico per la conservazione, l'identificazione e la raccolta dati di questo patrimonio olivicolo che abbiamo sul nostro territorio, per insieme analizzarlo, verificarlo e anche ovviamente poi armonizzarlo nei numeri, nei dati, per dare poi strumenti concreti di investimento dove servono i soldi, ma soprattutto dove serve intervenire per la conservazione e per l'investimento vero e proprio. Quindi un coinvolgimento che ci darà poi insieme alle associazioni di categoria, insieme ai consorzi, insieme alle aziende stesse, daremo insieme quelle azioni di valorizzazione e di promozione del nostro olio, ma con una consapevolezza in più, una responsabilità maggiore che dovremo trasferire anche ai nostri produttori grazie a questo osservatorio, che non è un osservatorio conservativo o statico, ma è un osservatorio dinamico che si confronterà quotidianamente e costantemente con tutti i protagonisti della filiera per fare sì che il nostro oro verde, come lo definiamo, di qualità ed eccellenza, possa avere un sostegno concreto da parte della Regione Veneto che ci crede. Questa approvazione della legge all'unanimità dimostra la grande sensibilità del Consiglio regionale, dei suoi consiglieri, del consigliere Alberto Bozza. C'è stato un corale aiuto su tutto e l'importante è avere dati, perché senza dati noi non riusciamo fondamentalmente anche a misurare quali sono le potenzialità del nostro territorio e soprattutto a finalizzare degli interventi specifici in previsione anche della nuova PAC, del nuovo CSR. È utopia pensare di mettere assieme l'enoturismo con l'olioturismo? No, non è utopia, perché la cornice complessiva è la cucina italiana patrimonio dell'umanità, e quindi mangiare bene, condire bene e bere bene alla fine è un grande mix. Lo scopo è proprio creare questo osservatorio olivicolo assieme alle associazioni di categoria, assieme ai consorzi e ai produttori, proprio per cercare di capire quali sono gli aspetti che mettono più in difficoltà l'oliveto nel nostro territorio, quindi il tema del cambiamento climatico, il tema di fitopatie sul territorio, il problema dell'alternanza della produzione, e quindi noi con questo tavolo di ricerca cerchiamo di dare delle risposte concrete agli olivicoltori, non solo per puntare ad una qualità del prodotto, ma anche a una quantità che oggi diventa necessaria in Veneto e direi anche in tutto il territorio nazionale.